Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a Analyze Splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi, come avete visto dal titolo, sta arrivando un periodo dopo 20 giorni di guerra in Ucraina, cioè la Confederazione Russa ha invaso lo Stato democratico ucraino con più di 160.000 soldati. E oggi ci rendiamo conto che oggi è il 14 marzo, cioè scusate, è il 15 marzo, praticamente ci rendiamo conto che la situazione non è rosea, come ci spiegavano qualche tempo fa i nostri politici, quando dicevano che c'è la ripresa, quando dicevano che va tutto bene, che abbiamo sconfitto il Covid e intanto tenevano il Green Pass. Mi giungono voci da amicizie che continuano a avere problemi fisici importanti, gente che si è fatta la terza dose. L'altro giorno parlavo con una mia amicizia che mi ha spiegato che suo padre era all'ospedale con tachicardia, insomma, aveva avuto qualcosa al cuore appena aveva fatto la terza dose. Quindi per i sierati, per quelle persone che purtroppo hanno fatto il siero, per quelli che gridavano ed erano felici di aver fatto il Green Pass e la seconda e terza dose, il vostro Marietto Veneziano purtroppo ha delle brutte notizie, e cioè che molto probabilmente, visto che è un siero sperimentale, finirà nel 2023, molto probabilmente, come dicono alcuni specialisti della materia, ci saranno problematiche che oggi non si conoscono. Quindi già avremo una parte di popolazione messa male. In più vediamo che per questa guerra, ma non solo per questa guerra, anche perché c'è nata una crisi in cui non si poteva più fare a meno, perché non abbiamo la battuta della moneta. Quindi se non abbiamo la battuta della moneta cartacea, siamo sotto il signoraggio bancario, e certamente non siamo come la Russia, che è una banca nazionale e ha le materie prime. Quindi chi è che sta male in questo periodo? Chi è che starà male nei prossimi periodi? È l'Europa, chiaramente, per il semplice fatto che noi non abbiamo materie prime, che siamo in troppi, che abbiamo dei consumi esagerati, e quindi che non possiamo fare altro che sperare in qualche colpo di fortuna, perché il futuro lo vedo bello scuro. Cioè, a parte i sierati che fra qualche tempo avranno delle problematiche importanti, in Italia non ci siamo fatti mancare niente, avremo un 80, 70-80% di persone sierate alla seconda dose, e alla terza dose ci stiamo andando su di brutto. Quindi praticamente avremo una popolazione fisicamente, insomma, che avrà delle patologie che oggi ancora non si conoscono. In più, questa economia che si sta distruggendo, sebbene i politici vanno in TV a gridare che tutto va bene, lo vedete poi nelle bollette della corrente e del gas e nei prodotti, che la situazione non sta andando bene. Questo mi ha detto, aveva già detto quasi un anno fa, quando spiegavo che finito il coronavirus avremmo avuto 14 milioni di nuovi poveri, cioè gente che non avrebbe avuto i soldi per pagare il mutuo, magari aveva la casa o aveva il cellulare e non aveva i soldi per pagare il cellulare. Quindi stiamo entrando in una turbolenza importante, cioè post-Covid, diciamo così, perché Francia, Svizzera, Danimarca, Inghilterra ormai hanno abbandonato quasi tutto, e l'Italia è ancora come al solito un fanalino in coda con questo Green Pass. In più, siamo in questa fase qui, in più aumento, scioperi dei vari trasportatori, perché chiaramente con questi costi esagerati non si può certamente avere un'attività che regga, almeno non si possono sicuramente pagare le tasse, perché l'utile è il risucchiato dei costi di gestione. E quindi abbiamo questi due fattori. In più c'è questa guerra che non finirà, come aveva già detto Marietto, dal 2012 in avanti, 2010 circa, aveva spiegato, aveva dato i circuiti, questi circuiti che si possono scaricare gratuitamente per salvare l'Italia, per difenderla, creando un ombrello vibrazionale da quello che sarebbe poi venuto dal 2020 al 2029, per via di questi influssi astrali estremamente negativi. Quindi noi siamo dentro una fascia di 9 anni estremamente negativa. Ripeto, se, cosa che ho già detto anche in altre pillole, se l'Ucraina adesso smettesse di fare la guerra, sarebbe praticamente tornata in 20 giorni nel Medioevo.
praticamente hanno distrutto infrastrutture, elettricità, telefonia, acqua, fognature, tutto quello che si poteva, e in più i palazzi. Quindi capirete che avrebbero come minimo 10 anni per dover smantellare tutte le cose radioattive che hanno buttato giù tramite i proiettili, e ripulire tutto, insomma, avrebbero da lavorare 10 anni, chiaramente con una popolazione che in 20 giorni si è dispersa in Europa, insomma, una situazione veramente difficile. E la cosa, come vi ha sempre detto il vostro marito veneziano, andrà avanti, non si fermerà lì. Il consiglio al vostro marietto, il consiglio è fargli il sesto sigillo di Marte e il ciondolo. Lo ripeto, senza il sesto sigillo di Marte e il ciondolo non si può sicuramente superare indenne questa situazione qua. Poi karmicamente ci sono le persone che potevano farsi tranquillamente il siero perché il loro karma lo proteggeva, e le altre persone purtroppo avranno delle conseguenze estremamente negative che non si conoscono ancora, nel senso che è stato fatto un siero senza aver fatto le giuste e appurato i giusti controlli e i giusti prevenzioni. Bene, cari amici, mi raccomando, sesto sigillo di Marte e il ciondolo magico di Ildegana Maria Veneziana. Grazie e alla prossima, ciao.